Benvenuti, buon pomeriggio per questo appuntamento con DigiTools. Il valore dei dati è un argomento chiaro a tutti. È chiaro che la quarta rivoluzione industriale è totalmente centrata sui dati, oltre che chiaramente su un nuovo approccio culturale al business e alle modalità di mercato. Ma il valore che stanno assumendo i dati nel tempo è sempre più rilevante e pone le aziende a chiedersi come poterlo sfruttare al massimo, come poterlo anche inserire nelle proprie rendicontazioni, nelle proprie attività. Per esempio uno studio rilevante che abbiamo seguito e che poi ci ha anche ispirato il lavoro che vi presenteremo è dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, indica che nel 2019 il 72% delle grandi aziende gestiva dati esportandoli anche all'esterno dell'azienda sotto varie forme come baratto, come vendita, come cessione gratuita, anche in alcuni casi con progetti di open innovation. Per questo nasce il momento di confronto di oggi che porto avanti con alcuni relatori interni al progetto IP4FVG, che è il Digital Hub unico del Friuli Venezia Giulia, e anche con un ospite di riguardo che è il professor Raffaele Pogani, che insomma poi vi presenterò più in dettaglio. Intanto ripercorro con voi le tappe di questo pomeriggio. L'azienda di quest'oggi è molto focalizzata sul valore dei dati, un valore che percepiamo tutti a livello informale, ma che potremmo anche voler formalizzare da un punto di vista economico in alcuni contesti. E quindi il primo intervento che vedremo è con Michela Giornada, una sinistra di ricerca del progetto IP4FVG, e poi ci sarà l'intervento del professor Raffaele Oriani di Corporate Finance alla LUISS di Roma, che scenderà invece più nel dettaglio della situazione aziendale, del tema aziendale, dei risvolti aziendali su questa tematica, e poi cercheremo di raccogliere un po' di esperienze, anche coinvolgendo voi che vi siete collegati, per capire quali possono essere delle criticità, oppure magari anche delle storie di successo, dei casi di successo, sia come nuovi modelli di business, oppure come tematiche affrontate tramite nuove tecnologie che permettono di gestire i dati ancora più efficacemente. Allora passo subito la parola a Michela Giornada, sinistra di ricerca di IP4FVG, che ci introduce un po' quelli che sono stati i nostri studi preliminari e scenderà un po' nel dettaglio di quello che è il nostro progetto anche di ricerca applicata con le aziende su questo tema. Prego, Michela. Buongiorno a tutti. Come diceva Vincenzo poc'anzi, ci sono diversi buoni motivi per parlare del valore dei dati e per cui questo è un tema di grandissima attualità. Da un lato, la trasformazione digitale sta facendo crescere enormemente il volume dei dati. Si pensi che dal 2012 al 2016 questo è cresciuto di 7 volte ed è stimato che per il 2025 cresca di ulteriori 10 volte. Questo è dovuto sicuramente in buona parte per effetto dell'Internet of Things, in cui oggi abbiamo più di 20 miliardi di dispositivi connessi in rete. L'aumento appunto del volume dei dati e della loro varietà sta facendo crescere anche quello che è il valore dei dati, che è stimato per il 2025 di essere superiore agli 850 miliardi di euro circa. Dall'altro lato l'Unione Europea stima di investire tra i 4 e i 6 miliardi di euro nei prossimi anni per definire appunto un approccio globale a quella che è la data economy e sviluppare un European Data Space, uno spazio di scambio dei dati europeo per governi e per le aziende. Anche in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente stanziato 10 milioni di euro per la digital transformation delle PMI. Ci sono poi ulteriori 2 punti che sono in qualche modo connessi. Da un lato proprio il paradigma di Industria 4.0 si basa proprio sulla governance e la possibilità di gestire i dati. Le tecnologie abilitanti sono tutte in qualche modo connesse ai dati. Ci sono delle tecnologie che producono dati, si pensi all'Internet of Things, o che comunque sono utili alla loro gestione di alcuni aspetti magari puntuali, la cyber security, il cloud computing,
Ci sono tecnologie che proprio si basano sullo scambio di dati, l'integrazione orizzontale e verticale, ma ci sono anche tecnologie che necessitano di una mole enorme di dati. Si pensi alla mole di dati necessaria per sviluppare i modelli di simulazione, i modelli di intelligenza artificiale, piuttosto che gli algoritmi alla base dei cobot, oppure per sviluppare gli scenari di realtà virtuale e realtà aumentata. Questo si lega all'aspetto della legge della domanda e dell'offerta, che è un po' la legge che regola diversi settori e li equilibria. Infatti, da un lato c'è una domanda sempre più crescente di dati, sia per le tecnologie, sia per il marketing, per definire quelle che sono soluzioni sempre più customizzate di vendita. Dall'altro lato c'è un'offerta, o almeno una potenziale offerta di dati che potrebbero essere utili. Si sente spesso la metafora, diciamo, di grande impatto comunicativo, i dati sono il nuovo petrolio, ma non sempre le aziende sanno sfruttare questa nuova potenzialità. Sicuramente alcune già lo fanno, come sentiremo anche dopo nel corso di questo webinar. I dati comportano sicuramente dei costi per quel che riguarda la loro gestione, ma anche dei ricavi. Ricavi dovuti dalla vendita diretta dei dati grezzi o rielaborati, oppure ricavi generati sfruttando internamente in azienda i propri dati per generare appunto valore. Valore dato appunto dalla capacità di, grazie ai dati, supportare, definire ed elaborare nuove strategie aziendali, che possono riguardare sia il lato utente, quindi migliorare l'attività lato utente, per esempio la prevenzione del tasso di abbandono, il cross-selling, strategie di marketing e così via, che chiaramente aumentano le vendite e aumentano i guadagni per l'azienda, oppure strategie di ottimizzazione dei processi interni, quindi con una riduzione dei costi per l'azienda, come si pensi la manutenzione predittiva, l'ottimizzazione della supply chain, la pianificazione della domanda e così via. Inoltre è anche possibile proprio sviluppare internamente nuovi modelli di business, come chiederemo poi ad alcune aziende di darci testimonianza. La catena del valore del dato è un processo che comprende vari step. Si basa specialmente su due grandi focus, il lato tecnico e il lato più di business. Tutti i diversi step non sono additivi, nel senso che devono essere moltiplicati per generare valore. Se uno solo è nullo, l'intera catena del valore perde appunto valore. Dal lato tecnico ci sono sicuramente i dati e tutto ciò che concerne i dati, quindi la loro generazione, raccolta, l'elaborazione, la loro appunto unione con altri dati. Ci sono poi gli analytics, quindi un insieme di tool e di strumenti per ricavare informazioni da questi dati, algoritmi, data mining, tecniche di intelligenza artificiale e così via, e che quindi necessitano di competenze, di risorse umane altamente specializzate e altamente tecniche. Oltre alle risorse umane è necessario anche alcuni aspetti dell'IT, la potenza di calcolo, lo spazio di archiviazione. Dal lato punto di vista delle risorse umane non sono necessarie solamente le competenze tecniche, ma ci vogliono anche competenze manageriali. Ci vuole un management capace di prendere decisioni sulla base dei dati, di cogliere quelle che sono appunto le informazioni, le conoscenze che derivano dal dato, prendere decisioni in real time, modificare i processi se necessario, e ci vogliono i lavoratori, ci vogliono persone aperte al cambiamento e capaci di cogliere questa innovazione. Tutto questo deve essere inserito in quello che è un framework di strategia, vision e obiettivi dell'azienda. Prima della raccolta dei dati, un'azienda deve sicuramente chiedersi perché raccoglie quei dati, qual è l'obiettivo finale. Si parla di data monetization intendendo la generazione di nuovi ricavi attraverso la vendita o lo scambio di dati che sono in possesso di un'azienda. Questa può esplicarsi in maniera diretta, indiretta, come abbiamo appena visto, quindi generando ricavo all'interno dell'azienda. In maniera diretta, vendendo i dati grezzi o rielaborati, o in una via qui denominata come mista, ossia sfruttando, diciamo, i dati per arricchire il prodotto o il servizio offerto. Si pensi all'ambito energy, quando al consumatore viene data la possibilità di valutare i propri consumi con la media, per esempio. Sono dei servizi in più che vengono dati appunto al consumatore. La data monetization, per quanto riguarda la via diretta, la vendita può avvenire a progetto, ossia una tantum,
oppure in sottoscrizione, ossia in fase di vendita si definisce l'intervallo di tempo entro il quale i dati devono venire aggiornati. Solitamente la cadenza è mensile, ma può essere anche annuale piuttosto che real time. Oggigiorno i dati vengono venduti essenzialmente con 3 modalità principali: in maniera diretta, cioè attraverso un contratto, un accordo con un'altra azienda, che quindi solitamente è conosciuta, in un data marketplace, che sono delle piattaforme che stanno cominciando a prendere piede, in cui avviene lo scambio del dato tra 2 aziende, oppure attraverso un intermediario, quindi un data aggregator, un terzo che fa, diciamo, proprio da tramite, che fa questo di mestiere, ossia quello di acquisire dati da un'azienda e venderli ad un'altra. Chiaramente l'azienda venditrice in questo caso ha meno controllo chiaramente sulla transazione e sull'azienda ricevente dei dati. È un argomento invece ancora molto aperto e dibattuto la definizione del giusto prezzo. Al momento attuale né il settore pubblico né quello privato hanno definito un modello per misurare il valore del dato. Esso è influenzato da tantissimi fattori: il volume, la frequenza con la quale i dati vengono raccolti, la completezza del dataset, la struttura del database, la facilità di analisi anche di questo database, e questo chiaramente dipende dalle capacità analitiche del ricevente, e l'affidabilità dei dati. Solitamente non vengono scambiati diciamo, tramite appunto proprio denaro, ma c'è più uno scambio di accessi e servizi, similmente un po' a quanto avviene per lo scambio di licenze in ambito tecnologico. Se invece lo scambio è monetario, solitamente 2 sono gli approcci principali seguiti: il cost-based pricing, ossia che si basa sulle spese che sono state sostenute per creare il dato, piuttosto che il value-based, che si basa invece sul valore che il dato porterà all'acquirente, ossia quanto è disposto a pagare per esso. È interessante notare però che spesso i dati vengono anche ceduti gratuitamente. Questo sicuramente per aumentare il valore del brand sul mercato, migliorare i modelli e gli algoritmi in maniera open e portare dei vantaggi agli stakeholder con ricadute benefiche sull'intera supply chain. I potenziali acquirenti dei dati possono essere dei fornitori diretti, partner della supply chain, piuttosto che terzi come data aggregator o provider di servizi di analytics, o anche aziende di settori completamente differenti o addirittura aziende concorrenti. Da un'intervista fatta qualche anno fa a circa 500 grandi aziende in tutto il mondo, emerge come proprio il timore di passare informazioni strategiche ai propri competitors è il principale ostacolo forse dalla vendita dei dati. Un altro fattore che influenza il prezzo del dato, ma non solo il prezzo, anche l'utilizzo e la possibilità di gestire il dato, è sicuramente la qualità. La qualità sia in termini di contenuti che di forma del dato. Ed è sicuramente estremamente oneroso, un elemento veramente oneroso, quello di portare i dati a un livello di qualità accettabile per essere analizzato e poi utilizzato, oneroso in termini sia di tempo che di competenze. Poi chiederemo anche a delle aziende di darci testimonianza e dettagli, perché si stanno sviluppando diverse tecnologie su questo tema. Proprio per valutare, diciamo, tale fenomeno sul territorio regionale, ma poi con l'intenzione di espanderlo a quello nazionale, con la dottoressa Marchi e l'ingegner Zeffiri è stato sviluppato un modello di assessment per valutare la situazione attuale e capire un po' dove l'azienda si colloca nella gestione del dato. È stato sviluppato quindi delle interviste individuali, fatte individualmente, di tipo qualitativo semistrutturato, ovvero si dispone di uno schema di domande che devono essere toccate nel corso dell'intervista, ma tale schema non è rigido. Di fatto l'intervistatore scegliere quali domande porre, in quale momento e con quali parole porre le domande. L'intervista è stata fatta, diciamo, con l'assenza di un campione rappresentativo, in quanto questa è un'indagine pilota fatta solo per, in questo primo momento, calibrare e validare appunto il modello sviluppato. Per prima cosa è stato chiesto alle aziende se sono aziende produttive, manifatturiere, piuttosto che aziende di tipo ICT.
e come queste gestiscono i dati. Sono stati infatti definiti 4 cluster, diciamo, di step evolutivi nella gestione del dato, le aziende che non utilizzano, non sfruttano i dati, aziende che utilizzano i loro dati per migliorare il prodotto che offrono, aziende che utilizzano i dati altrui per migliorare il prodotto che offrono, piuttosto che aziende che proprio attraverso i dati hanno migliorato e cambiato il loro modello di business. Allora, proprio per concludere, ecco, la metodologia utilizzata per l'assessment che è stato sviluppato è la metodologia di tipo ad albero dinamico, ossia sono stati individuati quelli che sono i nodi e i rami, cioè i percorsi appunto, e da ciascun nodo è stato individuato il possibile split, ossia è stato definito il criterio di partizione in base alle risposte date. Quindi fin dall'inizio proprio si sono aperti scenari differenti a seconda delle risposte date dalle diverse aziende. Per ciascuna poi le domande sono state diverse, nonostante i topic in maniera generale siano appunto comuni, trattavano di nuove opportunità offerte appunto dalla gestione del dato, domande riguardo gli aspetti legali, soprattutto legati alla privacy del dato, aspetti tecnici sul dato, la loro modalità di utilizzo, costi di gestione, la qualità, la provenienza del dato, e poi informazioni riguardo l'acquisto e la vendita dei dati, come viene fatto, a chi vengono vendute, aziende straniere e così via. Tutto questo si definisce appunto un po' in un framework un po' più ampio, nel senso che sono stati individuati questi step, diciamo, di evoluzione nella gestione del dato. Per ciascuno si è voluto individuare quelle che sono le pratiche, le tendenze, gli elementi chiave, con lo scopo poi, espandendo l'assessment e appunto espandendo questa indagine, di individuare quelle che sono le best practice per ciascuno step di evoluzione e poi integrando la ricerca con un'ulteriore indagine di analisi di letteratura e un'ulteriore analisi degli aspetti legali, si vorrebbe ad arrivare a definire una mappa delle linee guida per chi desidera un po' orientarsi in questo mercato. Riprendendo ancora appunto il sondaggio appena fatto, questo era quanto avevamo ricavato dal primo assessment fatto per calibrare e validare il modello. Come si vede in linea, nel senso che utilizziamo i dati altrui per migliorare il prodotto offerto, è sicuramente appunto l'opzione più scelta. Ma è interessante notare come anche tra le aziende intervistate diverse dichiarino che è in fase di valutazione anche la creazione di un nuovo modello di business proprio attraverso i dati. Grazie Vincenzo. Ripasso. Perfetto. Sì, quindi diciamo che l'applicazione al momento più ricorrente nell'ambito della gestione dei dati è proprio quella del miglioramento del prodotto. È evidente che si lavora molto nell'ambito dello smart product, della servitization, anche dell'ottimizzazione del prodotto, proprio per una clientela che è sempre più esigente, anche per le dinamiche di mercato che sono sempre più competitive. Entriamo adesso ancora più nel dettaglio del tema da un punto di vista accademico, ma anche della pratica. È con noi il professor Raffaele Oriani della LUISS di Roma, che appunto farà, diciamo, ecco, un escurso di quello che è la percezione e la gestione all'interno dell'azienda del dato, di come viene gestito a vari livelli, chiaramente riguardano anche e soprattutto poi la valorizzazione e quindi degli aspetti che sono proprio più legati all'ambito della corporate finance. Prego, professor Oriani. Sì, allora grazie innanzitutto per l'invito e buonasera a tutti. Io diciamo che nell'economia di questo webinar mi sono posto nella situazione ipotetica di chi deve rispondere alla domanda riguardante quanto valgono i dati della mia azienda e come posso misurare questo valore e come questo valore può essere eventualmente rappresentato in bilancio. E la prima cosa che ho fatto, ho naturalmente fatto un confronto con altre tipologie di intangibili di cui mi sono sempre, diciamo, occupato in passato. E negli ultimi anni devo confermare che evidentemente c'è un interesse crescente sia dal punto di vista professionale che accademico sul tema della valutazione dei dati, perché sta diventando effettivamente l'intangible più rilevante per le imprese. Allora, quindi vorrei precisare anche un altro aspetto, cioè che effettivamente oggi
mentre c'è una letteratura professionale, accademica, consolidata sulla valutazione di marchi, brevetti, ad oggi sui dati non abbiamo riferimenti definiti e quindi stiamo in qualche modo muovendo in un contesto in cui ci sono diverse aree grigie ancora, soprattutto per ciò che ha a che fare poi con le implicazioni di tipo contabile. Allora, le 3 domande a cui volevo rispondere sono esattamente le seguenti. Il dato ha un valore in quale condizione? Come possiamo misurare questo valore? E una volta che l'abbiamo misurato, terza domanda, se e come possiamo rappresentarlo in bilancio? E allora, la prima domanda, la risposta è: il dato in realtà di per sé non ha alcun valore, nel senso che anzi il dato laddove non utilizzato correttamente distrugge valore, perché il processo di generazione dei dati naturalmente implica una serie di costi di storage e di security, di garanzia, poi delle condizioni di sicurezza che evidentemente generano valore negativo. Quando è che il dato crea valore? Il dato crea valore solo nella misura in cui si trasforma in come si diceva prima, tra l'altro, in un insight, cioè in un elemento utile da usare nel processo decisionale al fine di prendere migliori decisioni riguardanti gli investimenti, la gestione dei clienti, la gestione della produzione. Quindi il dato ha un valore solo se evidentemente è utilizzato congiuntamente a una serie di strumenti di analytics che consentono di estrarre gli insight, se è utilizzato in un contesto in cui esistono le professionalità adeguate per analizzare, interpretare quel dato e trasformarlo in un'informazione managerialmente utile. E noi abbiamo, proprio perché il tema è particolarmente interessante, un paio di anni fa abbiamo un progetto di ricerca, oggi il paper è stato da poco accettato in una rivista che si chiama Journal of Product Innovation Management, dove abbiamo analizzato sostanzialmente l'impatto dei dati che venivano raccolti attraverso le app sul valore di un campione di imprese quotate. Quindi chiaramente eravamo solo concentrati su una specifica categoria di dati, che era quello che proveniva dalle app, e quello che veniva fuori è che il numero di utenti che aveva scaricato l'app in realtà non aveva un valore significativo in termini di valore di mercato, ma questo numero di utenti diventava significativo solo quando l'impresa quotata aveva al proprio interno un numero elevato di data scientist che potevano effettivamente elaborare questi dati, e solo se il dato era sufficientemente ricco, in particolare se nel momento in cui l'utente scaricava l'app da Google Play o da Apple iOS, l'utente rilasciava un numero sufficientemente ampio di informazioni, quello che si chiama sostanzialmente la variety delle informazioni disponibili. Quindi il dato crea valore, almeno nell'analisi che abbiamo fatta per le imprese quotate, solo nel momento in cui il dato è analizzato da un numero di persone che hanno le competenze per farlo, e solo se il dato è sufficientemente ricco da produrre potenzialmente delle insight manageriali. Quindi il primo punto sostanzialmente è che il dato ha un valore ma solo a certe condizioni, solo quando è utilizzato correttamente dall'azienda, solo quando l'azienda ha gli strumenti in termini di competenze e di strumenti di analytics per poterlo trasformare in un'informazione managerialmente utile. Riguardo poi al business model dell'azienda, è vero che il dato può essere monetizzato in diversi modi, nel senso che il dato può essere monetizzato direttamente attraverso una sua vendita o indirettamente attraverso la capacità di prendere migliori decisioni, però alla fine il suo valore è sempre collegato alla capacità dell'azienda di utilizzare quel dato per produrre decisioni migliori. Nel senso che se io ho nel mio business model l'obiettivo di generare, riorganizzare e vendere dati, dall'altra parte so che avrò qualcuno che è disposto a pagare quei dati un valore che non dovrebbe essere superiore all'impatto che questi dati avranno sui suoi flussi di cassa o profitti attesi. Quindi indipendentemente dal modello di business, alla fine il valore del dato dipende sempre
dal suo potenziale utilizzo congiuntamente a una serie di asset che l'azienda mette a disposizione, nonché condizionatamente allo specifico business model che l'azienda utente finale dei dati avrà. Quindi questo è per dire che ad oggi non è possibile definire per un database un unico e solo valore, ma che il valore di questi dei dati di un stesso database sarà profondamente condizionato da chi alla fine utilizzerà quei dati all'interno dei propri processi aziendali, e quindi il valore rimarrà profondamente soggettivo e profondamente influenzato dalle capacità di chi utilizza il dato di trasformare quel dato in un insight managerialmente rilevante. Questa era la risposta alla prima domanda. Sulla seconda domanda, una volta che abbiamo riconosciuto che il dato in certe condizioni, ma non sempre, ha un valore, la seconda domanda che uno potrebbe porre è: ma come lo valuto il dato? Allora qui si pongono sostanzialmente le stesse problematiche che si pongono quando si valutano altri asset intangibili come il marchio o i brevetti. Il problema è isolare lo specifico valore del dato rispetto al valore degli altri asset dell'azienda, nel senso che è chiaro che il dato avrà un impatto marginale sui ricavi, profitti e flussi di cassa dell'azienda, ma di per sé il dato non genera flussi di cassa, al più aiuta l'azienda a utilizzare meglio le proprie attività. Quindi siccome i dati vengono usati congiuntamente con altri asset, la sfida, ma questo avviene anche con i brevetti e con i marchi, quindi è una sfida molto simile, i metodi di valutazione devono essere in grado di isolare lo specifico contributo del dato rispetto a quello che è il valore degli altri asset. Ora, questo è, tra altre cose, un problema che in generale i metodi per valutazione dell'intangible, che prima venivano in parte già citati, naturalmente hanno considerato. Quindi è chiaro che un primo modo di valorizzare i dati è legato al costo di produzione di quel dato, però come avviene anche per gli altri intangible, valutare un asset intangibile al costo porta necessariamente a una stima poco precisa e tipicamente porta a una sottostima del reale valore dell'asset, che non dipende da quello che mi è costato produrlo, ma dipende sostanzialmente molto più chiaramente invece da quelli che sono i benefici attesi dall'asset. Quindi diciamo che il costo rappresenta un metodo molto limitato. L'altro metodo che si utilizza tipicamente nel caso di valutazione intangibile è quello di mercato. Per esempio, quando valuto brevetti o marchi, cerco di capire se ci sono transazioni comparabili da poter utilizzare come riferimento. È chiaro che questo è un mercato ancora poco sviluppato, quindi l'utilizzo di metodi di mercato è sicuramente complicato, anche se comunque cominciano ad esserci le prime transazioni disponibili. Quando invece voglio andare a applicare un metodo analitico, quindi basato sui flussi, che è la terza categoria di metodo che si usa per valutare tipicamente un intangibile, devo trovare un metodo che mi permette di isolare però l'impatto marginale del dato rispetto agli altri asset dell'azienda sui benefici economici attesi. E allora, in questo caso, io li menziono brevemente perché una spiegazione analitica richiederebbe sicuramente molto più tempo. Le due soluzioni che si utilizzano anche peraltro nel caso dei brevetti o dei marchi sono, uno è il cosiddetto relief from royalties, cioè l'idea è: se io ho accesso a un database e non acquisto i dati ma pago una licenza, evidentemente il valore di quel database è dato dal valore attuale delle licenze che io potrò risparmiare se quel database viene acquistato o sviluppato internamente. Quindi questa è la stessa logica di quando applico il metodo relief for royalty, per esempio, a un brevetto o un marchio acquisito sviluppato internamente. Il relief for royalty mi dice che l'asset intangibile ha un valore pari al valore attuale di tutti i costi che dovrei sostenere nel caso in cui quell'asset non fosse mio ma dovessi prendere una licenza da un terzo soggetto. L'altro metodo, e questo metodo ha il vantaggio di essere relativamente semplice, laddove però io riesco a trovare i dati di mercato, cioè riesco a capire qual è il tasso di royalty applicabile al caso di specie. L'altro metodo è quello l'excess earning, che è più
complicato da un punto di vista analitico, però concettualmente più solido, sostanzialmente stima il valore dell'intangibile andando a guardare quello che è il contributo marginale che quell'intangibile dà al reddito di impresa. Mi è capitato recentemente di dover valutare ai fini di bilancio un pacchetto di autorizzazioni per svolgere una certa attività. Le autorizzazioni ai fini di asta possono essere iscritte a stato patrimoniale. In questo caso il lavoro che è stato fatto è stato quello di, con l'Excess Earnings, di capire, una volta che veniva calcolato il costo di tutti gli altri asset, qual era effettivamente il contributo che le autorizzazioni davano al reddito e ai flussi cassa all'impresa. In questo caso si dovrebbe ragionare allo stesso modo, cioè qual è il vantaggio che effettivamente un'impresa è in grado di ottenere grazie all'utilizzo del dato. In altre parole, se io nello status quo ho un certo flusso di cassa atteso, qual è il beneficio che al margine il possesso e l'utilizzo di quel dato mi consente di ottenere? Ecco, il valore del dato in questo caso diventa il valore attuale solo di beneficio incrementale che il dato mi dà in termini di maggiori ricavi, minori costi o maggiori flussi di cassa in generale. Quindi in termini della seconda domanda, se dovessi dare una risposta di sintesi alla seconda domanda, il dato ha una natura particolare, come ho detto nella premessa del mio intervento, quindi rispondendo alla prima domanda, ma alla fine come asset intangibile è un asset che può essere valutato ricorrendo ai metodi che tipicamente sono definiti per gli asset intangibili, seppur con tutte le attenzioni del caso. E quindi teoricamente se oggi avessi un problema specifico di valutazione dei dati, ricorrendo a quelle metodologie e capendo bene come l'azienda intende utilizzare quei dati, potrei essere in grado, io così come chiunque altro che si occupi di questi temi, di poter cercare di assegnare a quel database un determinato valore. Detto questo, quindi l'ultimo problema rimane quello di capire, una volta che ho determinato questo valore, che impatto può avere sul bilancio. Allora, qui io farò principalmente riferimento ai principi contabili nazionali, quelli definiti dalla Fondazione OIC, no? Anche se poi il tema può essere analizzato anche a livello, diciamo, di applicazione di AS, IFRS, quindi di standard contabili internazionali. Allora, nell'OIC 24 ad oggi non c'è un riferimento, che l'OIC 24 è il principio che oggi regola il trattamento contabile di tutte le attività intangibili, in particolare quelle sono definite immobilizzazioni immateriali. Non c'è uno specifico riferimento ai dati, quindi non c'è né a titolo, anche perché non sono menzionati nell'articolo 2424 del Codice Civile che regola i contenuti dello stato patrimoniale. E quindi bisogna oggi lavorare eventualmente per analogia e interpretazione, oltre che evidentemente lavorare in termini di chiarimento, di certezza in un'ottica di sandbox, e quindi lavorare anche con chi poi sviluppa i principi contabili per cercare di capire se effettivamente poi il database è un asset iscrivibile o meno a stato patrimoniale. Detto questo, naturalmente l'OIC 24 riconosce la possibilità di scrivere software o know-how, purché legalmente tutelati, in una sezione che si chiama diritto di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno, chiaramente al costo, quindi è chiaro che se io acquisto l'asset all'esterno lo scriverò al costo di acquisto, ma se l'asset e i dati lo sviluppare internamente, anche laddove fosse riconoscibile a bilancio il valore del database, sarebbe comunque solo nella misura del costo che è stato sostenuto per sviluppare quei dati. L'altra questione è che nella voce altre, in realtà l'OIC 24 fa riferimento anche a una fattispecie che è quella dello sviluppo di software senza tutela legale. Quindi un software che l'impresa sviluppa internamente per fini propri, ma che non vende e sul quale non ha tutela legale. Quindi questo è un caso limite, un caso forse a cui la situazione del dato potrebbe essere assimilata, di nuovo, ripeto, solo sulla base del principio del costo in ogni caso,
e comunque è soggetto oggi a interpretazione, nel senso che il principio su questo non è esplicito, non lo è, perché evidentemente non è stato formulato in un momento in cui questa enfasi sul valore dei dati ancora non era così presente. D'altronde questo non è solo un problema del, diciamo, del contesto italiano, perché anche se io vado a esaminare il principio IAS numero 38, che è quello che riguarda la contabilizzazione di intangible assets, anche in questo caso non c'è un esplicito riferimento ai dati o ai database come strumenti riconoscibili, come attività riconoscibili a stato patrimoniale. Anche qui bisognerebbe andare per interpretazione, laddove l'impresa adotti un bilancio IAS. E qui la condizione per un asset immateriale per essere riconosciuto a bilancio sostanzialmente che sia separabile e identificabile rispetto agli altri, che sia un asset che abbia un riconoscimento totale, legale, cioè sia protetto da legal rights, come dice il principio IAS 38, e che soprattutto sia in grado di generare benefici economici in futuro. Quindi nulla che non possa essere attribuito ai dati come caratteristica, ma anche qui dobbiamo andare per interpretazione, non abbiamo un riferimento esplicito ai dati come asset. Però un punto volevo sottolineare, che è un punto che abbiamo anche discusso in preparazione di questo seminario, che evidentemente l'eventuale riconoscimento di database a livello di stato patrimoniale e bilancio, sia per quello che riguarda i principi OIC che IAS, passa evidentemente attraverso il tema della tutela legale dei dati, che secondo me è chiaramente un tema di cui non sono esperto, ma che chiaramente richiederebbe un approfondimento ad hoc, perché è chiaramente un tema che secondo me anche dal punto di vista giuridico è ancora un'area grigia. Quindi io a questo punto direi che sono stato nel quarto d'ora che mi ero dato, ho cercato di fare una presentazione generale e senza entrare troppo nel dettaglio dei singoli temi, ma naturalmente resto a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta fosse necessaria. Grazie. Grazie mille, professor Moriani. Sicuramente avere anche un inquadramento di quelli che sono i principi contabili, di quello che diciamo è il ventaglio delle opportunità di un'azienda al momento per gli asset immateriali è utile, perché effettivamente noi abbiamo riscontrato uno spazio, ecco, dove fare ricerca, dove indagare meglio alcune dinamiche, perché se da un lato, come è successo anche in altre fasi storiche, non abbiamo dei principi rigidi, chiari su come muoverci, dall'altro abbiamo una realtà delle aziende che va avanti molto velocemente. Quel dato che ho detto ad apertura, cioè il 72% delle grandi aziende fa utilizzo di dati anche esterni, quindi li esporta anche verso l'esterno, li importa dall'esterno, in un anno, dal 2018 al 2019, ha avuto un incremento del 12%, il che vuol dire che è una dinamica molto importante in termini anche quantitativi, in termini di dimensione, e siamo proprio in un momento di ascesa di questa dinamica. D'altronde, voglio dire, lo sappiamo, l'abbiamo vissuto anche con gli ultimi eventi, i dati è quello su cui poi tutti vanno ad appigliarsi anche per avere supporto nelle proprie decisioni. Con i dati si può fare tantissimo, dagli smart product agli smart service, quindi aumentando anche la propria offerta, il proprio prodotto, si può ottimizzare, si possono anche rivedere i processi interni, si possono ottimizzare i processi di filiera, quindi lungo tutta la supply chain, ma addirittura si può arrivare anche a modificare il proprio modello di business. Quindi partendo da una direzione ci si può rendere conto che è anche più profittevole aprire un altro branch oppure proprio
pivotare, quindi cambiare completamente tipologia di business. Rispetto ad altri DigiTools, questa volta noi non abbiamo voluto direttamente invitare delle aziende con una loro testimonianza, perché l'intento che avevamo anche con Francesca Marchi, con Michela Giornada, quando l'abbiamo organizzato, era quello di coinvolgere i partecipanti, cioè di avere molti riscontri proprio dal pubblico, dai partecipanti, anche aziende che noi abbiamo sentito magari in fase preliminare, per avere un quadro della situazione, per garantire maggiore interattività. È per noi molto importante avere il riscontro delle aziende anche per andare avanti su questo filone. Quindi insomma vi prego intanto di intervenire, potete segnalarlo come è stato detto sia in chat nella sezione question and answer e poi vi chiederò anche alla fine insomma di interagire con un sondaggio, ma poi vi spiegherò meglio. Allora, io verificherei anche con la regia se abbiamo degli interventi. Perfetto, c'è Paolo Ganis. Ecco qui. Allora, Paolo Ganis sì, è diventato relatore, c'è l'unica necessità, ecco, perfetto, di togliere il muto. Ok. Buongiorno Paolo. Ciao, mi sentite? Sì, perfetto. Ah, ok, grazie per avermi dato la parola. Allora, innanzitutto devo dire che l'incontro è stato interessantissimo, sia la parte che raccontava appunto del valore dei dati, come sta crescendo il mercato e tutto il resto, sia anche proprio il valorizzare questi dati anche a livello di bilancio e contabilità, e quindi mi avete dato un sacco di idee proprio, e adesso sentirò i miei consulenti per vedere se riusciamo a fare un paio di cose. Allora, io sono Paolo Ganis, amministratore delegato di Vitesi. Vitesi produciamo purificatori d'aria naturali. Siamo una startup che è nata circa 4 anni fa e abbiamo vinto un bando dell'Unione Europea, l'Horizon 2020 SME2, da circa 2 milioni di euro. Conosco Francesca Marchi. Noi facciamo purificatori, siamo in questo mercato della purificazione dell'aria. Abbiamo però deciso di puntare moltissimo sul dato. Infatti volevo raccontare un po' la mia esperienza e dire proprio che le aziende italiane devono puntare un po' sul dato, perché noi siamo partiti hardware, però hardware vedevamo che facevamo un po' di fatica sia con gli investitori sia come modello di business, perché l'investitore ha molto timore delle aziende hardware, e quindi quello che abbiamo fatto è, dato che la sensoristica ci aiuta tantissimo nel aumentare l'efficacia di purificazione dei nostri device che funzionano con elementi naturali come piante o nanomateriali, abbiamo abbinato il servizio, quindi dei dati che vanno a misurare la qualità dell'aria interna, che non tutti sanno ma è fino a 5 volte più inquinata rispetto all'esterno. Abbiamo capito che le grandi aziende vogliono questi dati, vogliono sapere qual è la qualità che stanno respirando i propri dipendenti, e da lì abbiamo un po' pivotato, ma leggermente, come si diceva prima, e quindi stiamo diventando una società che non fa puramente hardware, ma un hardware che attiva dei servizi. E quindi adesso per noi la sfida è proprio quella di andare a capire quanto valgono questi dati, andare a quantificare, quindi non è molto semplice. Infatti vorrei io fare una domanda o comunque creare il dibattito di proprio vedere qual è il modello di business giusto, perché è qualcosa di totalmente nuovo, e anche io mi trovo anche in difficoltà quando vado a lavorare con questi grossi partner. Sì, quanto li possiamo far pagare? Qualcosa di nuovo. E quindi qua sta diventando adesso la complessità che stiamo affrontando, però vediamo che tutti vogliono questo, quindi vogliono comprare il prodotto, ma vogliono abbinarci un servizio, e quindi noi stiamo spingendo tantissimo in questa direzione. Infatti nella nostra azienda il team più corposo adesso è proprio quello IT, quello software, dove siamo circa 7 ragazzi adesso. Quindi non so, ci tenevo a dare il mio intervento. Perfetto, sì. E grazie tantissimo per questo bellissimo incontro. Grazie mille. Noi sicuramente, voglio dire, tra le tematiche che hai segnalato sono, insomma, ci siamo mossi, ci siamo orientati, vorremmo ancora portare avanti l'indagine ed è per questo che, insomma, ci serve avere il vostro riscontro, perché noi vogliamo portare avanti delle ricerche anche applicate, anche aziendali, che abbiano una valenza poi per le imprese e soprattutto in questo momento, in questo periodo. Allora, se posso dire in effetti prego. la testimonianza mi sembra molto interessante, perché dimostra come effettivamente in molti settori dove non te lo aspetti, perché nasci come produttore di hardware, si vada verso un modello di business razor blade di vecchia memoria,
in cui tu diciamo, i margini e non li fai più sull'hardware, ma sull'hardware semmai vai sotto costo per poi fare in realtà i margini importanti laddove hai maggiore possibilità di farli, perché c'è i costi marginali più bassi che sono sulla vendita di database services o comunque di informazioni analitiche basate sull'elaborazione del dato grezzo. Quindi secondo me questa testimonianza è molto interessante per spiegare effettivamente qual è la portata dell'utilizzo dei dati sul business model delle aziende e su come questo poi cambia completamente logica di valorizzazione. Certo, allora io ho anche una domanda in chat di Elena, ma la riservo un attimo a dopo perché poi la vorrei rivolgere proprio a lei, professor Oriani, magari ecco, cerchiamo di inquadrare insieme visto che anche ha un aspetto di tecnicismo. Nel frattempo darei la parola a Sebastiano Saccani che ha chiesto di intervenire, dalla regia mi hanno dato questo risultato. Buongiorno. Ecco, Sebastiano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sì, io volevo fare due interventi che secondo me molto brevi, sono molto brevi, che aiutano un po' a completare il quadro. Io sono l'amministratore di un'azienda che si chiama Aindo, qua a Trieste, ci occupiamo di machine learning e intelligenza artificiale, facciamo servizi per aziende, o quantomeno siamo nati sostanzialmente come società di consulenza. Quello che abbiamo imparato un po' lavorando con i nostri clienti è che c'è spesso il desiderio di sviluppare algoritmi di machine learning che insomma, si fanno con i dati, cioè oggigiorno l'intelligenza artificiale si fa facendo imparare alla macchina tramite i dati raccolti, ma le aziende non hanno raccolto i dati necessari per lo sviluppo di questi algoritmi. A volte magari con degli accorgimenti veramente piccoli avrebbero potuto raccogliere un dato che avrebbe avuto un valore enorme, diciamo, per lo sviluppo del prodotto dell'azienda. Quindi una cosa che secondo me è molto importante, le aziende devono considerare, è che all'interno del life cycle dei loro prodotti ci deve essere un cosiddetto data model, cioè come il mio prodotto produce dei dati, se questi dati sono di valore per lo sviluppo del mio prodotto, bisogna all'inizio del deployment del prodotto avere già in mente come i dati dovranno essere utilizzati, perché noi abbiamo avuto insomma svariati problemi di questo tipo, essendo noi poi le persone che invece devono sviluppare l'algoritmo, insomma. E l'altro intervento, il punto che secondo me è importante, è la difficoltà che c'è nello scambiare i dati a causa sostanzialmente della volontà di proteggere la privacy dei propri clienti oppure di mantenere protetti certi segreti industriali. Quindi è vero che i dati sono un valore, però allo stesso tempo è difficile monetizzarli quando ci sono questo tipo di problematiche. Infatti, insomma, noi come azienda ci siamo proprio posti questo problema e abbiamo cominciato anche una fase di sviluppo prodotto in cui stiamo sviluppando dei sistemi in grado di generare dei dataset sintetici, cioè l'idea è proprio di dare valore ai dati che sono sensibili. Siccome questi dati non possono essere scambiati, io posso generare una copia di questo dato, diciamo, una versione sintetica che non contiene dati reali ma che ha le stesse proprietà statistiche e che quindi può essere utilizzato per scopi di analisi e sviluppo modelli, ma non contenendo dati veri, è sicuro e privacy compliant. Quindi questo secondo me è una direzione molto interessante in cui il mercato si muoverà nei prossimi mesi e anni. Grazie. Assolutamente, grazie, anche perché proprio come diceva prima Michela Giornada, non è il dato, anche il professor Oriani l'aveva ripreso, non è il dato in quanto tale, è ciò che veicola, è come viene trattato, come viene gestito e quindi anche come viene ripulito, poi valorizzato. Per cui anche il tema dello scambio, il tema dell'anonimizzazione dei dati è rilevante e per cui ringrazio sicuramente Sebastiano Saccani per l'intervento. Adesso abbiamo Stefano Puissa che vorrebbe fare un intervento su intangible e agevolazioni fiscali per i patent box, che era un tema che insomma avevamo trattato proprio prima nell'inquadramento un po' più diciamo ecco, di carattere accademico sul tema degli intangibili. Sì, buongiorno, buonasera, anzi, buon pomeriggio. Mi collego anch'io, mi aggancio ai complimenti per quanto avete detto oggi, anche perché noi che lavoriamo molto cerchiamo di aiutare le aziende che fanno qualcosa di innovativo attraverso agevolazioni di natura regionale piuttosto che fiscale.
riscontriamo spesso proprio un problema con la valorizzazione, la formalizzazione di quelli che sono gli intangibles che le aziende sviluppano all'interno dei loro bilanci. Mentre in Italia ha avuto un grosso boom, quindi è molto diffuso il meccanismo del credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo, che però lavora sui costi che si sostengono per sviluppare un intangible, piuttosto che dopo sui costi che si sostengono per innovare a seguito utilizzando l'intangible, spesso viene trascurato il meccanismo del patent box che laddove sia formalizzato un intangibles a livello bilancistico con determinati prerequisiti, si può andare ad agevolare, quindi a defiscalizzare una parte della contribuzione marginale che questo intangibles ha nei confronti dell'utile aziendale. Chiaramente questo aspetto diventa molto importante quando l'intangibles inizia a generare valore nel tempo e ad oggi questo meccanismo è ancora più favorevole per le PMI, laddove esistono dei meccanismi automatici che anche in caso di errore non comportano sanzioni particolarmente gravi per l'azienda che li applica. Mentre in altre zone europee vediamo che questo meccanismo si sta affermando, in Italia facciamo ancora un po' fatica perché proprio le aziende non sempre sono abituate a valorizzare i loro intangible. Grazie. Perfetto, grazie mille, anche perché proprio questo intervento ci ci introduce molto bene la domanda che è stata fatta da Elena in chat, che giro anche insomma al professor Oriani così un po' da tematizzare. Mi sembra una domanda molto inerente all'argomento, ma anche molto ampia da inquadrare. L'acquisto viene dunque fiscalmente tassato. Un po', ecco, già Stefano Puissa introduceva delle dinamiche di defiscalizzazione, però legate anche ad operazioni di bilancio, ad operazioni, diciamo, più ampie aziendali. Credo che però nell'ambito proprio dell'acquisto, quindi dello scambio di dati, quindi all'interno di un contratto, ci sia un altro profilo di tipo fiscale, quindi che riguarda per esempio proprio tutta la natura del contratto e quindi anche l'importo economico di questo contratto. Professor Oriani, lei che ne pensa su questo aspetto? Scusate, ho l'audio disattivato. Sono due questioni diverse ed ugualmente interessanti. Parto dalla seconda e poi torno un attimo sul tema del patent box. Chiaramente qui la questione principale riguardo alla tassazione è se quest'asset viene contabilmente, cioè l'acquisto dei dati o del database venga considerato dal punto di vista contabile e fiscale un costo di esercizio o può essere capitalizzato in stato patrimoniale, che era il discorso che facevamo prima. Laddove naturalmente ad oggi si ritenga non perseguibile la soluzione, la capitalizzazione a stato patrimoniale, quindi il riconoscimento a tutti gli effetti del database come un asset intangibile, è chiaro che il costo d'acquisto andrà interamente a conto economico e quindi laddove pertinente all'attività di impresa sarà un costo fiscalmente deducibile, come tutti gli altri costi che l'azienda sostiene. Differente la situazione invece che si avrebbe se l'asset fosse capitalizzato, perché in quel caso sarebbe riconosciuto come un'attività stato patrimoniale e al tempo stesso sarebbe poi ammortizzato e sarebbe l'ammortamento negli anni successivi a diventare fiscalmente rilevante nei limiti poi riconosciuti dalla legislazione fiscale. Quindi questo diciamo in termini proprio di impatto fiscale a seconda del trattamento poi contabile e fiscale dell'asset. L'altro tema, il patent box, invece è sicuramente molto interessante perché io concordo sul fatto che oggi sia sottoutilizzato, che possa diventare uno strumento molto importante nel momento in cui l'asset inizia a generare degli effetti incrementali importanti sul reddito d'impresa. Rimane il tema che accennavo prima della capacità di isolare l'impatto differenziale del singolo asset rispetto a quello degli altri, quindi rimane il lavoro da fare. Naturalmente l'applicazione del patent box è quello di isolare l'effetto marginale del singolo asset intangibile che si vuole considerare sul reddito d'impresa. Rimane il tema della tutela giuridica, nel senso che il patent box
è valido solo per attività che siano giuridicamente tutelabili o tutelate, e quindi secondo me questo della tutela legale dei dati, nonché poi in senso positivo ma anche in senso negativo, come si diceva prima, per quanto riguarda i temi della privacy, rimane secondo me un tema di fondamentale importanza per capirne il valore ma anche la potenzialità in termini di impatto contabile e fiscale. Certo. E a questo proposito, insomma, mi vengono in mente anche delle misure che il governo ha stanziato lo scorso anno, sono state rinnovate anche in termini di progetti di innovazione, altre misure come l'iperamportamento, insomma, sicuramente ci sono dei meccanismi che possono agevolare l'impresa anche proprio in un progetto di questo tipo, al di là proprio dell'eleggibilità a livello contabile di questo asset immateriale che appunto si sta venendo a configurare nei dati. E da questo punto di vista è chiaro che bisogna poi interagire con dei professionisti, perché come insomma abbiamo capito grazie al professor Oriani si tratta anche di andare a fare delle operazioni non semplici nel momento in cui ci sono da determinare delle marginalità o comunque da verificare se effettivamente ci siano le indicazioni e i presupposti per ricadere in una delle misure previste dal governo. Allora, io ringrazierei tutti coloro che hanno intervenuto, diciamo, in ordine inverso, dalle aziende che ci hanno dato la loro testimonianza, al professor Raffaele Oriani della LUISS di Roma, chiaramente a Michela Zornada, la collega Francesca Marchi che ci ha seguito, ci ha aiutato a preparare tutta la ricerca che c'è dietro anche l'evento, i colleghi di comunicazione di P4FVG, oggi con noi Francesca Iannelli. Grazie a tutti e buon pomeriggio.